dare sicurezza all'interno di questa struttura per chi qui dentro ci lavora e per chi qui dentro ovviamente è detenuto e in assolute condizioni di dignità. Poi vedrete infatti anche all'interno di questa nostra nuova struttura quali sono le condizioni che vengono garantite. Il sovraffollamento delle carceri si affronta con nuove strutture, gli svuotacarceri, gli indulti, le soluzioni veloci non funzionano, secondo il sottosegretario alla giustizia, il padovano Andrea Ostellari. Lo ha detto durante la presentazione della ristrutturazione di un'area del carcere Due Palazzi con 50 nuovi posti e l'inaugurazione della nuova infermeria che può ospitare 7 detenuti. La vera sfida è iniziare con il piano carceri e dare atto che questo piano carceri può funzionare. Qui a Padova per oggi diamo conto di questo, quindi ovviamente non ci fermiamo a questo reparto, ce ne saranno altri che saranno inaugurati non solo a Padova, ma in tutto il Triveneto e anche in tutto il paese. Svuotare le carceri vuol dire liberare detenuti che non sono pronti al reinserimento, un percorso che si ottiene anche grazie al lavoro. Chi impara qualcosa all'interno di questi nostri istituti quando esce non delinque più e questo è il vero investimento che noi facciamo, non solo per loro, non solo per chi qui dentro ci lavora, ma soprattutto per la comunità del futuro. Le nuove celle avranno spazi e strumentazioni a norma per permettere ai carcerati di scontare dignitosamente la propria pena. La volontà è quella di arrivare a una migliore rieducazione. Compito fondamentale dell'amministrazione è migliorare la qualità degli spazi oltre che del tempo per i reclusi, perché rientrano proprio in un concetto di rieducazione. Implementare l'infermeria permette cure migliori e logisticamente più razionali. Concentrare l'attività e quindi evitare da un punto di vista organizzativo le uscite per visite specialistiche, per esami e quant'altro. L'inaugurazione arriva a pochi giorni dal saluto all'istituto del direttore Claudio Mazzeo dopo 7 anni alla guida del carcere padovano. Allinea questo istituto penitenziario a quelli che sono i canoni che la nostra Costituzione vuole, è tipico di un paese civile, che la pena deve tendere alla rieducazione e deve essere dignitosa. E credo che possiamo dire che a Padova questo risultato si sta raggiungendo.